Buonasera, ben trovati da Sicilia 24, questi titoli del nostro telegiornale. Il duplice femminicidio di Naro. Le 2 donne rumene sarebbero state massacrate dopo aver respinto delle molestie. In carcere un 25enne connazionale delle vittime accusato di omicidio e vilipendio di cadavere. Tromba d'aria con grandine a Siracusa, momenti di paura in città, rotti anche gli ormeggi di una nave da crociera. A Messina il sindaco Basile ha disposto la chiusura delle ville comunali per il forte vento, previsioni di maltempo anche per domani. Dilaga l'influenza, i medici invitano alla prevenzione grazie alla vaccinazione e alla cautela nell'utilizzo di farmaci, non servono gli antibiotici. Nuove assunzioni e lotta agli imboscati. La RAP vara un piano straordinario per fronteggiare l'emergenza rifiuti a Palermo. Ridotto l'allarme inquinamento idrico a Trapani, ridimensionata la cosiddetta zona rossa, previsti rimborsi dal comune per coloro che si sono approvvigionati autonomamente. Il calcio, il Catania comincia il suo girone di ritorno in casa del Crotone. L'obiettivo è dare un seguito alla prestazione e al risultato di Benevento. Ancora ben trovati, torniamo sul duplice femminicidio di Naro, dove emergono dei particolari agghiaccianti nelle indagini della Procura di Agrigento e dei carabinieri. Le 2 donne romene sarebbero state massacrate dopo aver respinto approcci sessuali da parte del presunto assassino. Sentiamo Davide Sardo. Emergono particolari agghiaccianti del duplice femminicidio di Naro in provincia di Agrigento, avvenuto tra le 2 e le 3 del mattino di venerdì scorso, per il quale è stato fermato e condotto in carcere il giovane rumeno Omar Edgar Nedelkov, 25 anni, con precedenti per furto e incendio di una serra dove lavorava. È accusato dalla procura di Agrigento di duplice omicidio e vilipendio di cadavere. Le vittime si chiamavano Delia Zarnisco e Maria Rus, amiche di lunga data fin dal loro arrivo in Italia. La ricostruzione fatta dagli inquirenti di quella maledetta notte, grazie alla preziosa collaborazione di numerosi connazionali delle vittime, alcuni di loro testimoni oculari, è agghiacciante. In occasione di una cena poi trasformata in festino alcolico, l'uomo avrebbe fatto delle avance alla 58enne rumena Delia Zarnisco, venendo nettamente respinto dalla donna. Il giovane e un amico connazionale 52enne sarebbero stati quindi allontanati dall'abitazione di via Vinci. A quel punto pare che il giovane, mentre l'amico tornava a casa, si sarebbe diretto verso l'abitazione di Maria Rus in Vicolo Avenia, di cui si era discusso durante la cena, facendo riferimento al fatto che la donna era ormai sola e separata dal marito. La 54enne, senza nulla temere, avrebbe aperto la porta al giovane ubriaco e sarebbe poi stata uccisa a botte, selvaggiamente picchiata e poi bruciata utilizzando la poltrona che c'era nel salone d'ingresso. Non è chiaro, spetterà naturalmente l'autopsia a stabilirlo, se la donna abbia subito o meno, se vi sia stato o meno un rapporto consenziente. Da lì il giovane rumeno sarebbe tornato in via Vinci nella casa di Delia Zarnisco, dove avrebbe sfondato la porta d'ingresso e l'avrebbe massacrata, non a coltellate come ipotizzato in un primo momento, ma a colpi di televisore e suppellettili. Lunedì, su richiesta della procura, a Naro arriveranno i RIS per eseguire i rilievi dopo il massacro. Intanto il sindaco di Naro, Grazia Brandara, ha proclamato il lutto cittadino nel giorno dei funerali delle 2 donne. Voltiamo decisamente pagina, sono stati momenti di paura a Siracusa per la tromba d'aria che ha colpito la città poco prima delle 13. Nel giro di pochi istanti un vento fortissimo accompagnato da grandine ha colto di sorpresa chi si trovava per le strade, rotti anche gli ormeggi di una nave da crociera. Sentiamo Francesco Aloi. Manca un quarto d'ora alle 13 quando a Siracusa arriva una tromba d'aria con la grandine. Un vento fortissimo, una bufera durata pochissimi minuti. Il maltempo era previsto, però in mattinata c'era il sole. Poi nel giro di poco è arrivato il temporale, cogliendo tutti di sorpresa. Questa è la paura vissuta al mercato di Ortigia. Abbassa, Ciccio! Piazza Duomo, piena di famiglie per la Befana dei Vigili del Fuoco, si era svuotata poco prima.
Non hanno resistito nemmeno gli ormeggi della MSC Sinfonia in sosta tecnica a Siracusa. La poppa ha urtato la banchina del Portogrande danneggiandola. In questo video la paura di chi ha visto tutto. Si è staccata! Ma sono tantissimi i post sui social, decine e decine gli interventi dei pompieri, alberi caduti, tegole giù dai tetti, carrellati per le strade, deors dei locali distrutti o quasi. L'Epifania è stata segnata dal maltempo e le previsioni non promettono bene. Intanto a Messina il sindaco Basile ha disposto la chiusura delle ville comunali. Si teme il forte vento. Incubo influenza, torniamo a parlarne, la parola d'ordine per la prevenzione e naturalmente la vaccinazione. I medici invitano anche però alla cautela nell'uso dei farmaci, sono sconsigliati, lo sentiremo da un medico di famiglia, gli antibiotici. Tonino De Mana. Vaccinatevi, vaccinatevi, vaccinatevi. Parola d'ordine, vaccinazione e naturalmente accorgimenti necessari per fronteggiare un'altra emergenza sanitaria. Frena il Covid, ma è l'influenza a picchiare duro con oltre 1 milione di italiani a letto tra Natale e Capodanno. Un bollettino di guerra che annovera anche vittime giovani e senza patologie, caratteristica della H1N1 influenza suina che nel 2009 nel mondo fece 250.000 morti. Quest'anno il virus dell'influenza è particolarmente virulento e anche contagioso, quindi molto diffusivo. Voglio sottolineare un concetto fondamentale che è quello della vaccinazione che riguarda i soggetti over 65 e i soggetti fragili. Ma come difendersi dall'influenza? La terapia ovviamente è una terapia sintomatica che si basa sull'utilizzo di antipiretici, antinfiammatori, del paracetamolo. L'antibiotico è inutile. Sono oltre 60 le farmacie a Catania e provincia dove è possibile effettuare la doppia immunizzazione al Covid e all'influenza, ma la campagna vaccinale non decolla. L'informazione c'è stata, naturalmente noi vediamo da un periodo drammatico come quello del Covid, dove l'obbligatorietà ha a volte creato incomprensione da parte della gente. Probabilmente ci può essere stato anche un effetto contrario a questa precedente attività che ha indotto le persone un po' ad allontanarsi da questa pratica. Il picco dell'influenza deve ancora arrivare ed in Sicilia, contrariamente al settentrione, dovrebbe registrarsi tra fine gennaio e inizio febbraio, praticamente i giorni di Sant'Agata. L'omicidio di Piersanti Mattarella 44 anni fa e oggi è il giorno del ricordo. In Viale Libertà, sul luogo del delitto, le autorità civili e militari per la tradizionale deposizione delle corone appunto dall'oro per ricordare l'allora presidente della regione, Marco Gullà. Quello di Piersanti Mattarella non è stato solo un omicidio di mafia, ma anche un omicidio politico. Parole dure, forti, sono quelle dell'ex presidente del Tribunale di Palermo e oggi sostituto procuratore generale in Cassazione Antonio Balsamo. Parole che arrivano sull'inchiesta riaperta dalla procura sull'omicidio dell'allora governatore della regione, ucciso 44 anni fa, a 54 anni sotto la sua abitazione, sotto gli occhi della moglie Irma Chiazzese e dei figli Bernardo e Maria, mentre andava a messa nel giorno dell'Epifania. Sul luogo del delitto in cui venne assassinato il fratello dell'attuale Presidente della Repubblica, presenti le autorità civili e militari per la tradizionale deposizione delle corone in ricordo dell'allora governatore. Uomo delle istituzioni che nelle istituzioni intende finalmente affermare i principi dell'efficienza, dell'efficacia, dell'economicità e della indipendenza delle scelte dal condizionamento di una politica asfissiante e della malavita organizzata. Celebrare la memoria di Piersanti Mattarella, che ha combattuto la mafia attraverso scelte politiche e azioni di governo, ha detto il presidente della regione Renato Schifani, significa onorare ogni giorno l'impegno per l'affermazione della trasparenza, della legalità, dell'efficienza nella pubblica amministrazione. Ci deve essere un impegno per il cambiamento della Sicilia. E c'è un piano straordinario del Comune di Palermo per cercare di uscire dall'emergenza rifiuti. Prevede tra l'altro il ricorso ai privati e 150 assunzioni a tempo determinato, ma anche la lotta agli imboscati. Sentiamo Manlio Viola.
Ricorso ai privati per fronteggiare le emergenze e le carenze durante le feste nei periodi critici, un piano di 150 assunzioni, solo una parte di quelle totalmente previste, ma legato ai risultati economici dell'azienda, e tempo soltanto fino a giugno per risolvere tutte le criticità. Il Comune di Palermo tenta di correre ai ripari nel disastro RAP, l'azienda della raccolta dei rifiuti che non riesce a tenere la città pulita. Ma nel farlo attacca i lavoratori che 48 ore fa hanno deciso la disdetta degli accordi sindacali siglati da qualche settimana, che prevedevano doppi turni e straordinari, sempre su base volontaria, con incentivi economici precisi. Il sindacato ha deciso di scendere dall'altalena e dice no alla colpevolizzazione dei dipendenti, che non possono essere obbligati agli straordinari, e si chiude a riccio chiedendo al Comune di saldare 40 milioni di euro di arretrati all'azienda, e all'azienda chiede di procedere alle assunzioni senza più scuse. Ma dopo il tavolo tecnico di ieri il Comune non ci sta e attacca la scelta. Da parte dell'amministrazione comunale, di concerto con il sindaco Roberto Lagalla, vi è una preliminare condivisione affinché RAP possa procedere in breve arco di tempo al reclutamento a tempo determinato, dice soltanto, di 150 unità tra autisti e operatori, sostiene l'assessore Alongi. In ogni caso, nel perdurare dello stato di emergenza in città, il tavolo ha autorizzato RAP a ricorrere ai privati. Ma userà il pugno duro il Comune con i lavoratori e chiede all'azienda di procedere alle visite mediche per il personale fin qui dichiarato inidoneo al servizio delle proprie mansioni in strada. Di fatto è lotta agli imboscati. L'assessore parla solo di un lieve ritardo nei pagamenti da parte del Comune, che non può giustificare la disdetta degli accordi sindacali, una scelta che arreca danni alla città, dice ancora. Si apre dunque un fronte di scontro diretto che non prelude a nulla di buono. Ci siamo occupati in questi giorni dell'allarme sull'inquinamento idrico a Trapani, rubinetti con acqua inquinata. Adesso sembra che la situazione sia ridimensionata perché è stata ridotta anche la cosiddetta zona rossa. Intanto proseguono controlli sulla conduttura idrica, mentre il Comune di Trapani fa sapere che per coloro che hanno acquistato l'acqua è previsto anche un rimborso nella prossima bolletta. Laura Spanò. Meno strade con acqua proibita, si restringe la cosiddetta zona rossa a Trapani, più controlli alle condotte, ci saranno anche i rimborsi per i cittadini che hanno acquistato rifornimenti di acqua per le esigenze quotidiane. E intanto proseguono le attività di ispezione avviate in città sulla conduttura idrica delle vie cittadine, dove da alcuni mesi ci sono problemi di inquinamento, per individuare la causa che ha portato all'emanazione di 2 ordinanze del sindaco, il 7 e il 27 dicembre, con le quali è stato vietato l'utilizzo di acqua potabile. I nuovi risultati tecnici, avvalorati dal prelievo di diversi campioni sottoposti ad analisi batteriologica, hanno portato a restringere il campo di indagine nella zona di fronte a Piazza 21 Aprile e nella via Nausica, nel tratto compreso tra la via Nino Pixio e via Papa. In questa zona le ripetute analisi non hanno registrato inquinamenti presso gli istituti scolastici Leonardo da Vinci e Bufalino. I controlli sono stati estesi anche ai fognoli privati e alle interconnessioni delle reti sottoservizi Enel, Telecom, gas e fibra. L'inquinamento dell'acqua potabile a Trapani così si riduce dopo che il sindaco Giacomo Tranchida ha emanato una nuova ordinanza con la quale apre nuovamente al consumo di acqua in molte strade interessate dai primi 2 provvedimenti di restrizione dell'utilizzo. Nonostante il servizio sostitutivo con le autobotti, il sindaco Tranchida ribadisce che in presenza di un eventuale autonomo e necessario approvvigionamento da parte dei cittadini, previa presentazione della relativa documentazione, l'amministrazione comunale riconoscerà i costi sostenuti con il rimborso delle spese o un pari sgravio sulle bollette idriche. I lavori di controllo e monitoraggio della rete idrica, assicura il primo cittadino, continueranno. E ci sono degli aggiornamenti che riguardano il caso appunto del duplice femminicidio di Naro. L'autopsia sui corpi delle 2 romene uccise nella notte fra giovedì e ieri nel centro storico del paese in provincia di Agrigento ha confermato che Delia Zarniscu di 58 anni e Maria Rus di 54 sono state massacrate. Sui loro cadaveri il medico legale ha riscontrato lesioni plurime, la prova che entrambe sono state colpite brutalmente prima di morire. La perizia necroscopica è stata effettuata nel pomeriggio all'obitorio dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento ed è stata seguita all'attacco che è stata fatta ieri al barone lombardo di Canicattì. Le salme verranno restituite nelle prossime ore, il giorno dei funerali probabilmente lunedì, come abbiamo detto nel nostro precedente servizio.
servizio sarà lutto cittadino, come segno, secondo quanto appunto ha dichiarato la sindaca Maria Grazia Brandara, segno della vicinanza dei naresi alle famiglie delle vittime e anche alla comunità romena, parte attiva e produttiva del paese. Noi ci fermiamo ancora per una pausa e torniamo tra poco. Seconda parte del nostro telegiornale. L'arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice ha aperto davanti al Teatro Massimo la Marcia della Pace, alla quale hanno partecipato centinaia di persone. Il servizio. Movimenti e associazioni di diversa ispirazione si sono radunati per marciare contro tutte le guerre e testimoniare insieme il proprio desiderio di pace per tutti i popoli martoriati dai conflitti. Anche Palermo dice no alla guerra con una grande manifestazione promossa dall'arcidiocesi proprio nel giorno dell'Epifania. Per i cristiani è il ricordo di un bambino che attira da ogni dove, che attira uomini di altre culture. E credo che questo sia oggi anche il motivo della scelta della giornata. Vogliamo porre in modo molto forte questo segno. Noi siamo per i bambini sono la vita e non vogliamo che oggi si possa giustificare nessun atto di violenza, tantomeno una guerra e le tante guerre che in questo momento sono accese nella casa comune. In particolare mi riferisco a quella della striscia di Gaza e a quella dell'Ucraina. L'appuntamento alle 16:30 in Piazza Verdi, davanti al Teatro Massimo, con il saluto dell'arcivescovo Corrado Lorefice. Subito dopo il corteo, con in testa uno striscione con la scritta Pace in tutte le terre, ha marciato lungo le vie Cavour e Roma verso la chiesa di San Domenico, dove alle 18 è stata celebrata una liturgia per la pace nel mondo, per i profughi e per le vittime di ogni guerra. Tanti giovani e bambini che hanno partecipato assieme ai rappresentanti della società civile e delle diverse comunità culturali presenti sul territorio, che ne esprimono le sofferenze ma anche la speranza di un futuro migliore. E veniamo al fascino senza tempo dei presepi. Oltre 2000 persone, infatti, ad Agira, siamo in provincia di Enna, per la rappresentazione della Natività nel castello medievale. Il servizio. 33 edizioni, la prima nel 1989, non sentirle. Il presepe vivente di Agira è ormai un appuntamento fisso del Natale, dopo aver varcato i confini locali per diventare una manifestazione di carattere nazionale inserita anche nelle kermesse di pregio della regione siciliana. Originali costumi, l'atmosfera creata dall'oscurità dei luoghi illuminati solo da lumi a petrolio e torce a vento e le suggestioni regalate dalle scene rappresentate. Migliaia i turisti che hanno passato la notte di Natale ad Agira, mischiati tra oltre 150 figuranti e diventando attori e spettatori in un unico evento fortemente voluto dall'ideatore Nicola Gagliardi. Il bue, l'asino, l'agnellino, la rappresentazione degli antichi mestieri hanno richiamato l'attenzione di grandi e piccoli in una Betlemme incantata e rappresentata nel castello medievale. È qui che in una grotta, come tradizione vuole, che avviene la rappresentazione della Natività e l'arrivo dei Re Magi guidati dall'immancabile Stella Cometa. Poi il tradizionale scambio di auguri con la gioia di aver assistito ad un evento davanti a 2000 persone che ha scaldato il cuore e l'anima, riportando tutto ad una dimensione di umanità sbarrita. Festa della Befana oggi a Catania con doni e giochi per bambini nella corte interna di Palazzo degli Elefanti. L'evento è l'ultimo dei 4 momenti solidali realizzati dalla Presidenza del Consiglio Comunale durante il periodo natalizio. Emanuela Corsi. Una giornata all'insegna dell'allegria e dell'attenzione verso i più piccoli. La corte interna del Palazzo Comunale di Catania ha accolto un centinaio di bambini con l'iniziativa La Befana della Felicità, organizzata dal Consiglio Comunale e dal Lions Club. Per loro tanti doni, giochi e tanti dolci, come vuole la tradizione dell'Epifania. A essere omaggiati sono stati i piccoli ospiti dell'Istituto Sacro Cuore di Trappeto Nord, che opera a favore dei minori nei quartieri a rischio della città. È un'Epifania di manifestazione
condizioni appunto di affetto, di attenzione, di colore, di allegria e di divertimento per i nostri ragazzi delle periferie che devono vivere la città nella sua interezza. L'appuntamento di oggi ha concluso la mini rassegna promossa dalla Presidenza del Consiglio Comunale con 4 eventi solidali finalizzati ad esaltare l'attenzione verso i più bisognosi, soprattutto nei giorni delle festività natalizie in cui è maggiore la necessità di sentire qualcuno vicino. Adesso un'altra pausa e torniamo con il calcio. Il Catania comincia il suo girone di ritorno in casa del Crotone domani. L'obiettivo è dare un seguito alla prestazione e al risultato di Benevento. Marco Carli. Concretezza, quella che Lucarelli chiede al Catania in vista della partita di Crotone. Esattamente ciò che è successo a Benevento nell'ultima del 2023, dove gli etnei, agevolati anche dalle nefandezze dei padroni di casa, con i campani ridotti in 9, hanno saputo trovare agevolmente la porta avversaria. Allo Scida, senza tifosi rossazzurri, sarà una partita delicata. I calabresi, reduci dalla sconfitta interna con l'Avellino, non attraversano un gran momento e sono privi di Tumminello squalificato. Per noi è un altro test importante e quindi mi attendo sicuramente un'altra prova d'orgoglio della squadra. Celli e Costantino sono a disposizione. Lucarelli non dovrebbe rischiare i nuovi dall'inizio, tranne forse Welbeck, confermata la difesa 3. L'allenatore ribadisce quanto sia difficile trovare un giocatore da Catania. Database, abbiamo dei nomi, abbiamo Biondo, per dire ce n'è 1000, no? Ne individuiamo 1000, Biondo, tu ne rimane 600, occhi azzurri, rimane. Poi l'ultima parolina, da Catania, crolla 1/2, massimo 3 se siamo più fortunati. Un po' allenatore, un po' manager, con il rapporto con Grella già solido. Lucarelli in vista di Crotone del proseguo del campionato si vede così. Ho sempre portato avanti, ho sempre cercato di essere un sarto che a secondo delle caratteristiche dei giocatori cerca di cucire un abito su misura e in maniera anche meticolosa. E veniamo al Messina che domani alle 14 riceve al Franco Scoglio l'Audace Cerignola, ottava forza del campionato di Serie C, prima convocazione per il neo acquisto Marco Rosafio, il servizio di Sergio Colosi. Avversario e classifica meritano massima concentrazione nel primo appuntamento del 2024, che segna anche l'avvio del girone di ritorno. Al Franco Scoglio, ospite del Messina, c'è l'Audace Cerignola, ottava con 9 punti in più dei giallorossi e che sgomita per garantirsi un posto nei play-off dove la concorrenza è alta. La squadra di Modica ha chiuso l'andata con 4 risultati utili di fila, ma è in piena zona play-out e non può distrarsi, aspettando novità da un mercato che fin qui ha regalato soltanto il prestito secco dell'ala destra Marco Rosafio. La voglia di ritornare dove veramente sono stato bene era insomma la principale. Poi sicuramente il mister, il direttore, il presidente, il fatto di aver già lavorato con loro mi metteva comunque ulteriore tranquillità, serenità, sapere già cosa richiede un allenatore, perché comunque spostarsi a gennaio non è mai facile, entrare in una squadra magari con un allenatore nuovo e riadattarsi, capire tutto, insomma il modo di giocare non è mai facile. Ho voluto comunque fare questa scelta perché anche per me stesso, perché ho bisogno di far bene, ho bisogno di sentirmi vivo. Prima presenza per Rosafio, tornato a Messina dopo 6 anni. Per il resto problemi di formazione per il tecnico Modica, che recupera Plescia, anche se Ortisi ed Emmausso hanno lavorato poco in settimana. Con questo si chiude questa edizione di Sicilia 24. A tutti voi grazie per averci seguito e buona serata.